È rimasta una delle immagini simbolo della difficile notte vissuta a Silea tra il 23 e il 24 settembre di quest'anno, con un'anziana tratta in salvo nella sua abitazione da un gommone dai vigili del fuoco. Le strade del centro che diventano un fiume, ad esondare è il torrente Melma. La tempesta di pioggia che si abbatte sulla Marca non risparmia i comuni di Treviso, Casier, Casale sul Sile e Castelfranco, che per la terza volta vive l'incubo acqua alta. Terza volta in 4 mesi. Questa qua abbiamo salvato quello che era con le paratie, però da questa parte con le bocche di lupo ci hanno dato un grande problema. È un continuo déjà vu, possiamo utilizzare questo. Speriamo che sia l'ultimo. Io direi che ne abbiamo avuto quest'anno di esperienze negative. Oggi, a pochi giorni dalla fine di un anno difficile per questi comuni sui quali il maltempo si è abbattuto toccando anche le vicine province di Padova, Vicenza e Verona, arriva la conta dei danni della Regione del Veneto, che stima solo per quanto riguarda il patrimonio pubblico 40 milioni di euro. A riferirlo in una nota è il presidente del Veneto, Luca Zaia, che ha trasmesso alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci e al Capo del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale Fabio Ciciliano la documentazione integrativa alla comunicazione inviata a fine novembre, in cui si chiede il riconoscimento dello stato di emergenza di rilievo nazionale. Insomma, Zaia sollecita il governo. I materiali integrativi sono stati inviati a seguito del sopralluogo congiunto con la Protezione Civile Nazionale sulle zone maggiormente colpite, tra queste le zone in cui si sono verificati smottamenti e frane, anche sulle colline del Prosecco.